Siccome mi sono sempre occupato ormai da un trentennio di preparazione atletica e mi vanto di aver portato fuori a livello nazionale la figura del referente sezionale e regionale che non c'era, parliamo di oltre ormai 30 anni fa, non potevo che non approfittare per così parlare un po' di preparazione atletica, ma riferita al fatto che per decine e decine di volte sentite parlare che è uno dei requisiti più importanti, però alla fine i risultati sono sempre gli stessi. Però pochi sanno come vengono valutati i test, a cosa serve lo yo-yo. Ormai da diversi anni viene utilizzato e credo sia fondamentale capire da dove nasce, come vengono interpretati i numeri e da dove si parte poi per una programmazione di allenamento. Allora voi avete capito che la preparazione praticamente passa attraverso alcune caratteristiche, quindi la valutazione atletica passa attraverso lo schema maturo ben differenziato, l'indipendenza del rapporto all'ambiente, la facile comunicativa e via dicendo. Tutte queste qualità fanno parte del cosiddetto aspetto psicotitudinale che noi organi tecnici, ma anche qui sia regionali o nazionali, sono stati raggruppati in 5 grandi gruppi, cioè abbiamo l'aspetto atletico, quello tattico, quello tecnico, disciplinare e comportamentale, ma sono raggruppati in un unico blocco della preparazione atletica. Notiamo intanto che manca l'arbitro, quindi a 50-60 metri di distanza dobbiamo fare un lavoro di recupero notevole. In questa maniera cosa andiamo a intaccare? Andiamo a intaccare tutti i 5 aspetti, partendo dall'esempio di prima, cioè l'azione di contropiede. Se non siamo sufficientemente allenati andiamo a percorrere una traiettoria sbagliata, siamo schiacciati, non riusciamo a vedere gli errori, andiamo ad intaccare l'aspetto tecnico, quindi valutiamo in maniera sbagliata perché non siamo nelle posizioni migliori, di conseguenza il calciatore si incalza perché prendete una decisione sbagliata e quindi dovete intervenire dal punto di vista disciplinare, quindi gli interventi sono così poco credibili. Poi anche il vostro comportamento, il linguaggio corporeo eccetera ne subisce le conseguenze perché ovviamente non siete credibili, e poi si riparte il punto di partenza, per cui alla fine noi abbiamo una prestazione che riguarda sì gli aspetti in campo, ma ne abbiamo anche altri che riguardano quelli fuori dal campo. Sono le capacità coordinative e quelle condizionali. L'osservatore cosa fa? Parte da un'analisi complessiva e deve dire che tipo di corsa uno sta facendo, se la persona è in grado di cambiare il ritmo, se tiene la sua prestazione per tutta la gara, poi si distribuisce in maniera uniforme le varie energie. Questi aspetti vanno ad interessare l'anticipo sulle azioni, se va a intralciare le variazioni, se il recupero viene fatto nelle variazioni di contropiede, si posiziona in maniera statica o dinamica nelle varie occasioni. Ci sono 2 aspetti che sono interessanti, che fanno da fulcro a tutti questi comportamenti, che sono quelli che riguardano lo stile di corsa, che deve essere efficace e deve essere fatto con stile. Con stile perché? Perché è vero che lo stile è personale, ma è anche vero che permette di recuperare e di avere un dispendio energetico rilevante. Questo, l'importanza della preparazione, come possiamo riassumerla? Possiamo riassumerla in un grafico, se vogliamo.
dove ci sono degli aspetti che interessano di più, altri che interessano di meno. Il posizionamento delle riprese di gioco è fondamentale, ma quello che a noi interessa è che ci sono degli aspetti che sono particolarmente importanti, altri un po' di meno. Quindi il cambio di ritmo a seconda delle necessità e il fatto di non intralciare le azioni di gioco sono più importanti rispetto alla rapidità. La rapidità perché? Perché è suppedita, può essere bypassata da un grande intuito dello sviluppo delle azioni, per cui noi vediamo che dove non si può, diciamo, transigere è il cambio di ritmo, e questo si fa solamente se siamo particolarmente allenati, come l'anticipo anche sulle azioni di gioco, cioè cercare di essere rapidi nelle varie risposte. Se noi volessimo invece dare una rappresentazione grafica dell'incidenza della negatività, anche in questo caso cosa possiamo avere? È il fatto che una persona intralcia le azioni e non è in grado di essere sufficientemente lucido nello spostamento, come quello di non avere il controllo delle azioni di gioco, oppure di essere continuamente in ritardo nelle azioni di gioco. Cos'è lo yo-yo? Ci sono tre tipi di yo-yo. Quello che a noi interessa è lo yo-yo in termini di recovery test, livello 1, perché poi c'è un altro livello che è stato praticamente, che viene utilizzato quando una persona è in grado di superare il livello, lo step 11. Come vengono analizzati questi dati? Vengono analizzati in questa maniera qua. Il comitato regionale, cioè noi abbiamo detto, bene, l'organo di settore tecnico dice che per essere idonei a livello sezionale e quindi futuribili deve superare il 16.6. Noi cosa abbiamo detto? Abbiamo detto ok, questo non è sufficiente per dire che una persona è allenata e basta. Abbiamo detto bene, se una persona arriva fino al 17.5 ha una potenza aerobica che è modesta, se invece arriva a 18.8 è meritevole, eccellente se va a superare dopo il 20 fino al 20.1 al 19.1. Questo 41% che voi notate, 42,1, sono i test del comitato, i test fatti all'inizio del campionato, per cui il 41% sono degli habitat GRA, hanno una potenza aerobica modesta, e questi ovviamente non andranno da nessuna parte, come la metà di quest'altri. Perché? Perché il limite degli habitat della canna è 18.6, per cui se uno non vuole guardarsi la partita dalla tribuna e appendere il fischietto, deve arrivare a 18.2, che è il limite minimo richiesto dagli habitat della canna. Cerchiamo di andare un po' oltre. Questi sono i dati che sono il 16.6 è il limite minimo che è stato richiesto dal comitato del settore tecnico, ma se noi vogliamo così capire un po' meglio cosa vuol dire 18 a 16.6, vuol dire che si percorre una velocità di 15 km orari, il tempo di percorrenza dei 16 dello step 16 sono di 9 secondi e 3, il tempo totale per arrivare a fare il minimo sono 11 minuti e 04. I metri che vengono percorsi sono 1320. Notiamo cosa? Intanto che la velocità 15.5 non corrisponde al livello, quindi quando voi sentite dire livello 16.5 sapete attraverso questa formula, che è stata così studiata ad agosto del 2002, basta prendere 16, lasciando stare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16 diviso 2, 8, 8 più 7,5, 15 e 5. Questi dati sono importanti per pianificare una seduta di allenamento. Poi quello che a noi interessa su tutti i tipi di test, capire la potenza aerobica. La potenza aerobica si valuta attraverso il consumo massimo di ossigeno
che viene riferito in millilitri per chilogrammo al minuto. Come viene fatta questa formula? Quindi senza avere la possibilità di avere un prelievo di acido lattico attraverso il sangue, si applica questa formula. Quindi facciamo un esempio: un arbitro al CRA 16.6 percorre 1320, fa 1320 per 0.0084, viene fuori 11.088, più 36.4 che è un numero fisso, mi determina il massimo consumo di ossigeno sul test dello yo-yo. Poi mettiamo a confronto il livello appunto del 18.2 di un arbitro della CAN o della CAN Pro con quello che è richiesto da un arbitro del comitato regionale oppure a livello sezionale. Quindi voi già cosa potete notare? Che i metri intanto da 1320 passano a 1800. Il tempo totale è di 14 minuti e 52 contro 11,04. Il massimo consumo di ossigeno, questo è un dato estremamente importante, rispetto ai 16.6 passiamo a 51.52. Il motivo importante qual è? Che una persona che ha una capacità, una potenza aerobica modesta, quando si trova a fare un'accelerazione su spazi di 50-60 metri, va talmente in debito di ossigeno che non riesce poi il ferro da smaltire in tempi rapidi, per cui si troverà annebbiato, in ritardo, non in grado di prendere decisioni in tempi sufficientemente veloci, per cui tutta la prestazione ovviamente ne risentirà. Abbiamo preso, questi dati li avevo fatti io ancora nel 2006, ma anche negli anni 90. Rizzoli, ad esempio, tanto per fare un esempio, aveva percorso i 3000 metri in 11,58. Facendo una comparazione con lo yo-yo di questi anni, questi 11 minuti e 58 dei 3 metri, se noi volessimo fare una comparazione, avrebbe percorso 18, cioè il livello 19.6 o 19.7. Il limite della canna è 18.2, quindi voi vedete che ha una prestazione, una velocità aerobica che è molto superiore rispetto ai minimi che sono stati richiesti. Voi non avete tempo, non avete voglia di fare lo yo-yo in tempi, perché siete particolarmente, che ne so, non avete l'attrezzatura, non avete tempo, eccetera, potete fare 12 minuti di corsa continua. La cosa interessante qual è? Che 12 minuti percorrendo 2800 metri avete un consumo massimo di 51, che è molto simile al 18.2. Ecco perché non dovete fissarvi e fare sempre lo stesso tipo di lavoro, sempre lo stesso tipo di allenamento. Tra l'altro queste prove sono state anche accettate dal settore tecnico. Noi detto no, voi invece di fare solamente lo yo-yo potete fare anche altre prove, test di Cooper, quelle di una volta, oppure i 3000 metri che è una prova similare. Quindi il livello che è il livello molto simile, l'abbiamo visto, è quello di bisogna arrivare a superare il 51, cioè bisogna arrivare ad avere un livello dello yo-yo attorno al 18. Come si calcola questa formula? Si calcola in questa maniera, cioè la distanza 2800 meno 505, in realtà per essere pignoli sarebbe 499.4, ma diviso 2 viene fuori circa 51. Poi l'altro confronto che è interessante è quello di dire, chi ha inventato i 12 minuti di test di Cooper? È stato inventato nell'anno 68 da quello che ha mandato, era il medico della NASA, che ha mandato così gli astronauti sulla Luna, del 69. Poi Rizzoli la sua Luna l'ha toccata facendo la finale dei campionati mondiali. Il 51 il livello minimo era 2800 metri e negli anni 90, anzi dagli anni 80 agli anni 90, questo gruppo, Casarin, Agnolin, Delia, Pieri,
lunghi, cioè i migliori arbitri degli anni 90 facevano i 2800 metri, che era la distanza minima richiesta. Poi se noi guardiamo gli olini percorri 2800 a piedi nudi, voi capite che la preparazione di una volta era, tra virgolette, maggiore di quella di oggi, perché se oggi chiediamo il 47%, il 47,5% di massimo consumo di ossigeno, una volta si chiedeva il 51%, tra l'altro era prevista anche un'altra prova, che serve anche i 200 metri, voi capite che il livello richiesto dal punto di vista atletico era maggiore. Questa è una tabella che era stata fatta con negli anni 90, che avevo preparata io, ed è interessante perché voi vedete anni 1990, il minimo era 2700 metri, quindi valutazione insufficiente, quindi si doveva arrivare a 2800, quindi gli arbitri della canna arrivavano tranquillamente a superare i 3000. Poi un'altra comparazione per gli assistenti, quella potrebbe essere quello dei 1500 metri, cioè fatti in 6 minuti. Per calcolare la velocità aerobica massima basta fare il metraggio diviso 100 e viene fuori 15. Questi dati sono importanti per fare un programma di allenamento, quindi voi dovete imparare a usare il cronometro e prendere nota sul quaderno tutte le vostre prestazioni. La curiosità, anche in questo caso, 1500 metri era di 6 minuti. Tutto questo per dirvi cosa? Che chi è al CRA quest'anno, a metà campionato, faranno anche queste prove, per cui anche voi, quando andate ai poli della vostra sezione, è facile che vi venga proposto di alternarvi, di fare queste prove, e in questo caso siete assolutamente obbligati a fare degli allenamenti. Se noi volessimo aumentare il lavoro sulla potenza aerobica, cosa potete fare? Potete fare questo tipo di lavoro, dove la cosa più interessante è la parte centrale, cioè dovete cominciare a lavorare su intensità molto alte a scapito della quantità, quindi all'inizio della stagione si lavora sulla quantità, all'inizio della stagione si comincia a lavorare sull'intensità e non sulla quantità. Un altro esempio ancora più intenso è quello di lavorare sulle ripetute dei 30 metri e dei 50 metri, che sono queste prove. Quindi non esiste più fare una corsa lenta prolungata per tanto tempo, cosa che dovete fare il lunedì ad esempio, ma fare il lavoro sulle ripetute. Quindi giornata ideale potrebbe essere quella ad esempio di mercoledì. Poi abbiamo detto in maniera molto rapida che la prestazione sportiva riguarda anche altri aspetti, che sono quelli legati diciamo più all'aspetto tipico del comportamento, che sono le abitudini alimentari prima della gara e poi il sonno. Queste due qualità, questi due aspetti si ripercuotono sulla prestazione della domenica. Perché? Perché possiamo vedere ad esempio sulla nutrizione, dovete fare la colazione, cappuccino e brioche non esiste, il cappuccino non esiste, o caffè o tè, le fette biscottate vanno benissimo, il cornetto non va bene, la crostata di frutta va bene, cioè tutti quei dolci che contengono la crema, tutti quei dolci che contengono la crema devono essere eliminati. Dove ci sono gelatina di frutta o crostata va bene, quello che va bene è la pasta, quello che non va bene è la carne, perché la carne non è la fonte principale di energia. Il discorso del fuori del campo non funziona niente, non importa, è quello del sonno. Cioè, se voi andate a dormire alle 3 di mattina, alle 2 di mattina, il giorno prima della gara, gli ormoni della crescita e il testosterone viene rilasciato dopo 4 ore di sonno intenso nella fase REM, cioè vuol dire che ho bisogno di 7-9 ore di sonno perché possa essere assolutamente
in grado di fare uno sforzo fisico senza carichi di rendimento. Quindi la domenica, se la domenica avete la gara, il sabato dovete cercare di dormire almeno 7-9 ore. Chiudere un attimino diciamo questo aspetto è che se voi all'inizio della stagione sportiva non avete fatto sufficientemente un lavoro di incremento organico, di condizionamento, non potete fare un lavoro di ripetute sulla velocità. La media degli allenamenti vostri, quelli degli arbitri che sono un po' più avanti, cioè a livello regionale, è di 3 allenamenti al mese. 3 allenamenti al mese vuol dire non allenarsi, vuol dire fare solamente la gara la domenica. È importante invece l'allungo, il cambio di progressione, cioè quello che ti permette di fare un lavoro di alta intensità in uno spazio abbastanza limitato. Cioè la velocità è una qualità che non può essere migliorata se non nelle fasi di partenza e nella tecnica di esecuzione. Quanto incide? L'1-2%, forse il 3%. Dove invece voi potete lavorare e migliorare molto la prestazione è sulla resistenza alla velocità, che non ha niente a che vedere con la velocità. Cioè la resistenza alla velocità sono quelle prestazioni che vi troverete di fare un lavoro molto intenso per un tempo limitato. Quanto? Inferiore al minuto e mezzo. Quindi io vado avanti e indietro a intensità molto elevate, a una velocità superiore a 18 km/h, quindi cambi un'azione di contropiede, un rimpallo e via dicendo. Tutte queste intensità abbastanza elevate che hanno un tempo di percorrenza superiore ai 5, 6, 7 secondi vi fanno sconfinare nell'ambiente lattaceo. Sono stato un po' chiaro, è difficile. Cioè la velocità quando dovete farla? Solamente giornate di venerdì. Quando cominciate ad avvertire la fatica non state più lavorando sulla velocità, ma state lavorando sulla resistenza alla velocità, che è una cosa completamente differente. Se io faccio un salto in alto da fermo è un reclutamento di fibre a rotazione rapide, per cui esprimo molta reattività in un tempo molto limitato e non posso nella stessa giornata di allenamento fare velocità, quindi accelerazione su spazi brevi, 30 metri, 40 metri, 50 metri, cioè tutte quelle esercitazioni fatte alla massima intensità per un tempo inferiore agli 8 secondi interessa il meccanismo allattaceo. Allora quando l'osservatore dice rapidità, l'arbitro non è rapido, dice una cosa giusta, ma non è un fattore limitante, è che ha utilizzato una terminologia sbagliata. Quindi l'arbitro non deve essere rapido, deve essere resistente, quindi resistenza alla velocità. E la resistenza alla velocità interessa fino a 1 minuto e mezzo. Ma siccome la gara dura 90 minuti dovete essere bravi ad essere resistenti alla velocità, quindi intensità piuttosto elevate, ma per un tempo prolungato. I giorni centrali della settimana vanno assolutamente dedicati alla resistenza alla velocità. E quindi voi avete 2 possibilità: o fate un lavoro dal lunedì al mercoledì con carichi crescenti, sappiate che il lavoro per portare il risultato deve essere fatto per un paio d'anni. Ogni volta ogni settimana, in una settimana avete una perdita dello stato di forma che va dal 7 al 10%. Cioè io oggi comincio, mi alleno, supponiamo che uno sia andato 3 volte alla settimana per 2 mesi, ha fatto un buon condizionamento, ha fatto un buon incremento organico, cioè siamo nel periodo del campionato, poi cosa fa? Decide di star fermo una settimana o 2 settimane per motivi di studio, perché non ha voglia. Ogni 7 giorni c'è un 10, 15, 12% di perdita dello stato di forma. I primi 3-4 giorni praticamente non c'è nessuna perdita di forma. 24 ore di tempo per recuperare le energie perse causate da una gara, in realtà sarebbero 48, dopodiché uno deve cominciare a recuperare. Dopo 30 giorni di inattività si deve ricominciare da capo e il tempo necessario per ritornare come eravate allo stato di forma iniziale aumenta del doppio.
il messaggio che vorrei lasciare è quello di frequentare i poli ovviamente, è quello di andare ovviamente in sezione perché riuscite a capire, a percepire determinate sfumature che viceversa non riuscite a fare, e soprattutto nel periodo di dicembre non a rallentare perché c'è la pausa di Natale, ma siccome il periodo di campionato è molto lungo rispetto a chi fa gare di atletica, dove l'appuntamento più importante è 1 o 2 in una stagione, possono essere i campionati italiani eccetera, nel campionato di calcio bisogna fare una doppia periodizzazione, cioè devo dividere il campionato in 2 parti e devo inserire doppi carichi di lavoro a dicembre per non avere un calo di prestazione dopo quando comincia il caldo a maggio, fine marzo, maggio. Per cui io mi fermerei qua per non incidere. Grazie Gianni.